Giuseppe Tiozzo del Comitato Alluvione Veneto, parliamo di una petizione, voi volete raccogliere più firme possibili, ci saranno dei banchetti, firme di cittadini ma anche di politici. Sì, noi invitiamo come Comitato Alluvione Veneto a sottoscrivere questa petizione come moratoria per i contributi da restituire alle regioni. Invitiamo sia i cittadini, sia i movimenti, sia gli amministratori locali e regionali, perché insomma, è un po' un'ingiustizia. I cittadini che devono ancora ricevere devono già restituire ancora prima. Ricordiamo che si sta parlando dell'alluvione Del 2010. 2010 e del 2010, infatti il sito comitatalluvione.org ha la storia che parte dal 2010 e lì troverete un po' di documentazione di fatti e di avvenimenti del percorso un po' storico di questo comitato che è entrato nell'AEC e ultimamente a livello nazionale con il comitato Mai più bombe d'acqua. Ci sono delle situazioni tuttora drammatiche che stanno vivendo molti cittadini dei comuni alluvionati. Sì, in primo luogo quella della restituzione degli acconti che mette un po' a disagio già una situazione critica lavorativa, molte persone sono a casa, sono disoccupate e vanno in cerca di prestiti e non sanno come uscirne, ecco. Quindi questo è un supporto che si cerca di dare come associazione, come movimento. Facciamo un appello, firmare, venite tutti a firmare. Sì, invitiamo attraverso il sito comitatalluvione.org ad iscriversi, potete usare anche la pagina Facebook, Alluvione 2010 Veneto, conta quasi 6.000 iscritti che ci seguono, il sito stesso ha punti di 200 persone al giorno quasi. Molti ci scrivono, non riusciamo neanche un po' a gestirli perché usiamo insomma, la nostra attività di volontariato, quindi apprezziamo molto chiunque potesse darci una mano concreta a partire dagli amministratori.